Ciao, Ciao ragazzi, siamo un po' rinco perché no, siamo bagnati, no? siamo bagnati, ma si dice sposa bagnata, sposa fortunata, quindi Allora noi ammiravamo appunto la bellezza di tutta l'organizzazione e quindi anche se stanchi, grosso. anche se stanchi siamo contenti di essere qua a rappresentare la Sicilia. Diamo anche merito a Radio Prima e a Melchiorre che ha creduto in noi, e tutto tutto lo staff, è ovvio, tutta la squadra che hanno creduto in noi e ci hanno portato qui. No, per ora no, va bene così. È il vero artista, quello che ha capito tutto dalla vita poi. Ragazzi, che dire, è un bellissimo, splendido, emozionante, perché pensare di salire sul palco domani è per noi già l'adrenalina sale, Anche zucchero, No, questo zucchero non c'è. No, c'è pennato. C'è pennato, bellissimo. Fiscaletto, vai. Richiamo dalla Sicilia. Ragazzi, ci siamo. Saliamo? Domani comunque c'è il sole, quindi state tranquilli. Che Si domani possono collegare in diretta domani? Sì, su domani Radio collegatevi Prima, in pagina diretta. ufficiale dell'evento, quindi potete vedere la diretta tranquillamente e sentire anche le nostre canzoni. Qua il posto veramente è bellissimo, si respira aria di Sicilia anche se siamo in Belgio e quindi ci sentiamo a casa. Ancora abbiamo sentito forse solo una persona parlare in francese, diciamo siamo in Sicilia, proprio in Sicilia. non ci siamo accorti di aver cambiato nazione, regione. Ah, ecco, là abbiamo Do You Speak Sicilia, guardate che sono belli i nostri colori. Come? Bellissima, sì. Sai, proprio io sera ho letto che la pioggia in Belgio è diversa da quella nostra. Vero. Tu ci stai sotto, ma non te ne accorgi. Do You Speak Sicilia, bellissimo. È vero, no, in merito a questo possiamo anche dire che da noi in Sicilia quando piove non si esce, qua vivono la pioggia c'è vita. con normalità, anche perché La pioggia mette no, vita, ma anche perché oggi pensavo c'è anche lo sciccareggio, sì. non dimentichiamo. Un salutone, ciao. io oggi pensavo che comunque visto che qua piove spesso la gente magari non si può trovare sempre a casa, quindi per loro la pioggia è diciamo una normalità, cosa che da noi non è così, quindi uscendo a volte capisci anche delle cose che possono sembrare banali e semplici, ma sono poi apprezzare quello che si ha. Stiamo entrando dentro? Il ristorante. Ciao, buonasera, siamo in ciao, buonasera. Ciao. Quindi stanno montando ancora per il ristorante per domani, giusto? Sì. Ok. Buon lavoro. Buon lavoro. Sciccaretto. No, non si mangia questo. Melenzane. La zucca, visto? Quando dicono la testa come una zucca, è così. Questi sono? Cosa sono questi? L'insalata quella No, è quella che è russa, no. non russa. No, infatti stanno dormendo, lo lasciamo tranquilli. Ciao. Ciao, a domani. Presto, ciao. Ciao. Goodbye.